Sciopero venerdì e blocco degli straordinari, scatta la mobilitazione per l'annuncio dei 700 esuberi alla Safilo, chiesto un tavolo urgente in regione, a Longarone lo spetto di 400 licenziamenti, è una tragedia. Olimpiadi invernali 2026, approvato l'emendamento della Lega alla manovra, stanziato un ulteriore miliardo per Cortina Milano. Perturbazione in arrivo, stato d'attenzione in Veneto per neve anche a bassa quota tra domani e venerdì, potrebbe trattarsi di pioggia mista a nevischio, non si escludono accumuli. Tragico incidente a Ceggia, 43enne di San Donà perde il controllo dell'auto che si schianta contro un albero e finisce in un fossato, nulla da fare per l'uomo. I ladri avevano razziato gli strumenti per la musicoterapia in pediatria all'ospedale di Treviso, oggi il dono grazie alla corsa solidale scattata dopo l'indignazione per il furto. Odio social contro i veneti dopo l'acqua alta di novembre, la regione avvia azioni legali e dichiara guerra ai leoni da tastiera che hanno augurato ai veneziani e ai veneti di affogare. In arrivo nei cinema il film ispirato alla storia vera della mamma di Spresiano che, sapendo di stare per morire, ha comprato alla figlioletta 18 regali per i futuri compleanni, già uscito il trailer del film. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. In primo piano le notizie dal mondo del lavoro. Dopo l'annuncio shock dei 700 esuberi alla Safilo, scatta la mobilitazione in tutto il Veneto. L'annuncio dello sciopero previsto per venerdì 13 arriva durante le assemblee sindacali iniziate questa mattina al quartier generale dell'azienda a Padova, e intanto il titolo, dopo una partenza faticosa, riesce a fare prezzo in borsa. Sentiamo. La notizia shock dei 700 esuberi annunciati dalla Safilo dopo l'approvazione del pesante piano di ristrutturazione quinquennale ha fatto subito scattare la mobilitazione a livello regionale. A rischio sono 400 dipendenti della sede di Longarone, 50 del quartier generale di Padova e la chiusura dello stabilimento di Martignacco a Udine, dove lavorano 250 persone. I sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari. Assemblee in tutte le sedi Safilo del Veneto, lavoratori in stato di agitazione, si va allo sciopero previsto per venerdì 13 dicembre. Dopodiché noi siamo per chiedere immediatamente un tavolo alla Regione del Veneto, perché vorremmo mettere in campo le politiche attive del lavoro per attutire sostanzialmente la possibilità di licenziamenti. La decisione dell'azienda, fondata da Guglielmo Tabacchi nel 1934 e oggi gestita dal fondo olandese HAL, arriva dopo la perdita delle licenze del lusso LVMH, le Griff Dior e Louis Vuitton, e nonostante invece l'accordo appena siglato con Marc Jacobs. Il rinnovo con Kering salva invece almeno fino al 2023 la sede di Santa Maria di Sala. L'emorragia di lavoratori dunque sarà pagata unicamente dall'Italia. La di Safilo, Angelo Trocchi, ha confermato che non verranno toccati 3.000 dipendenti che lavorano all'estero. Questa è la notizia ancora più sconvolgente, perché appunto mentre Safilo fa investimenti, acquisisce una nuova licenza e fa volare il titolo in borsa, fa pagare questa scelta invece ai lavoratori che perdono il posto di lavoro. Questa cosa a noi non piace, non siamo d'accordo e vogliamo sostanzialmente mettere in atto tutte le possibili iniziative per salvaguardare ogni singolo posto. Mentre i sindacati preparano lo sciopero e i picchetti all'esterno di tutte le sedi venete, l'amministratore delegato Trocchia si rifiuta di dare indicazioni sulle misure che lo storico gruppo dell'occhialeria intende mettere sul tavolo nel negoziato con i sindacati per attutire l'impatto sociale dei tagli. Dovremmo ridurre ovviamente il numero dei licenziamenti e ragionare con la Regione e con le province interessate rispetto a come eventuali esuberi possono essere ricollocati dentro il distretto dell'occhialeria. E dopo l'annuncio shock dei 700 esuberi in Safilo si prepara la mobilitazione. Clima atteso oggi in fabbrica a Longarone, dove si concentra la maggior parte dei tagli. Questa volta veramente ho paura di perdere il posto e così. Siamo abbastanza preoccupati. Quando uno ti dice non ci sono i volumi e quello che produciamo in Cina non lo possiamo produrre qua perché al prezzo di mercato siamo fuori mercato, cioè
Cosa devi dire? No, sinceramente era da un po' di tempo che ne stavamo parlando, però sì, così tanti non ce l'aspettavamo, insomma, e adesso vedremo cosa succederà. Il giorno dopo l'annuncio shock alla Safilo di Longarone, le assemblee sindacali sono andate avanti per tutto il giorno. 400 esuberi per uno stabilimento di 1000 sono una bomba sociale. La perdita delle licenze dell'alta moda colpiscono in particolar modo la fabbrica bellunese, dove è concentrata la produzione degli occhiali del lusso. Di fatto questo in parte è il risultato della guerra dei marchi che si sta consumando all'ombra del Vaillant. Stavolta non serve andare in Cina, basta attraversare la strada dove da poco è sorto il nuovo stabilimento Telios, joint venture tra il gruppo LVMH, Louis Vuitton e Marcolin. Molti gli sguardi rivolti a questa nuova realtà che sta crescendo esponenzialmente. La speranza sarebbe quella, insomma, magari le persone che saranno in esubero da qua, magari che Telios li possa assumere, visto le maestranze, perché noi sono anni che produciamo Dior, produciamo Fendi, produciamo tutti i vari marchi che adesso andranno nell'altra società. Dior l'abbiamo perso, quindi è andata dall'altra parte verso la Telios, quindi la nostra preoccupazione è un po' che, come vede, nonostante gli annunci delle griffe e tutto quanto, è dove vengono fatti gli occhiali, ecco, tutto qui. Insomma, una situazione che per i sindacati va gestita con una sola regia. Noi dobbiamo concepire questo ragionamento non come qualcuno che ci fa un favore, ma come un'opportunità che queste aziende hanno di assumere, perché i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici, senza scadere in facili considerazioni, sono persone che hanno esperienza di lavoro. E l'assessore regionale Veneto alle politiche dell'occupazione Elena Donazzana ha convocato l'unità di crisi di Palazzo Balbi dedicata al caso Safilo per il prossimo 20 gennaio. La data è stata comunicata alle organizzazioni sindacali all'indomani dell'annuncio dei 700 esuberi da parte dell'amministratore delegato. Donazzana ha anche aggiunto di essere in contatto con la collega del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolén, essendo la regione confinante toccata dalla prevista chiusura dello stabilimento Safilo di Martignacco in provincia di Udine, in cui operano 250 addetti, e di avere sollecitato la più rapida convocazione del tavolo per le crisi aziendali al Ministero per lo Sviluppo Economico. Il mondo del lusso nel mercato mondiale dell'occhiale parla italiano, anzi veneto, un mercato di grande valore per la bilancia commerciale del paese. Sentiamo. I 700 lavoratori che rischiano il licenziamento alla Safilo non sono lavoratori qualunque, perché il settore dell'occhialeria non è un settore qualunque, un settore che conviene vedere con attenzione attraverso le lenti dell'economia. La linea importante da mettere a fuoco è questa, sono 3,8 miliardi il valore del settore per l'Italia, ma se seguiamo questa linea con attenzione vediamo che l'export vale ben il 90% del mercato, il che significa che tutto è legato all'esportazione soprattutto degli occhiali del lusso. Il gioco dell'occhiale ci dice che Luxottica è sicuramente il primo produttore, ma poi abbiamo Marcolin, importantissimo, c'è Derigo, quindi sempre italiani, ma naturalmente tra i quattro c'è Safilo. Safilo sta per società, sta per fabbrica, sta per italiana, lavorazione occhiali, ma qui azionaria. E azionaria significa che sono stati anche i primi ad andare in borsa e sono stati i primi in fondo ad essere acquisiti del tutto dal fondo AL, quindi di italiano in questo momento c'hanno ben poco. Se noi ci muoviamo nel comparto scopriamo che il 47%, quindi quasi la metà dell'esportazione, viene da soli 3 paesi, ovvero dalla Francia, dalla Germania e soprattutto dal 26% rappresentato dagli Stati Uniti. Ma cosa vuol dire perdere un marchio importante? A livello di export globale l'Italia più o meno ha il 20% del mercato mondiale degli occhiali, ma pensate che invece per quanto riguarda il settore lusso l'Italia ha ben il 70% del mercato globale degli occhiali, ricordiamo 70, 7 occhiali su 10 del lusso sono prodotti in Italia. La questione di questi licenziamenti non è solamente una questione di tate da tirare via
nell'estetica di una montatura di occhiali, ma è una questione molto seria, come abbiamo visto, perché questa è un'industria ad altissimo valore aggiunto. E alla chiusura della borsa si è registrato un crollo dei titoli Safilo che hanno appunto chiuso con un meno 25,5%. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al mondo del lavoro e all'annuncio dei 700 esuberi alla Safilo. Parliamo di tempo perché è in arrivo una perturbazione sul Veneto che potrebbe portare delle nevicate anche a bassa quota, pur se di lieve entità, tra le giornate di domani, giovedì e venerdì 13 dicembre. Alla luce di questa situazione il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato lo stato d'attenzione per nevicate a bassa quota da domani alla serata di dopodomani per la pianura, le zone collinari, la Val Belluna, il Feltrino e l'Alpago. Le previsioni indicano per domani, giovedì, tra la mattina e il primo pomeriggio, probabili deboli precipitazioni nevose fino a fondovalle. In pianura sarà più probabile pioggia verso la costa e neve o pioggia mista a neve nelle zone più interne. Gli eventuali accumuli saranno al più di pochi centimetri. Tra la mattinata ed il pomeriggio di venerdì sarà probabile neve fino a bassa quota con un rischio minore di neve in pianura. Torniamo a parlare ora delle Olimpiadi invernali per i territori di Lombardia, Veneto e delle province di Trento e Bolzano che ospiteranno le gare delle Olimpiadi invernali del 2026. Verrà stanziato un ulteriore miliardo di euro che consentirà a queste aree di arrivare all'appuntamento con un sistema infrastrutturale adeguato. Lo affermano in una nota i deputati trentini della Lega, sottolineando come grazie alla determinazione della Lega al Senato è stato approvato un emendamento alla manovra per stanziare fondi significativi che garantiscano una migliore sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La Lega è una squadra sempre unita da Roma a Trento, scrivono i deputati, infatti i risultati lo dimostrano. Insinuare invece nostre amnesie, se non addirittura la malafede della Lega a Roma, evidentemente non funziona, concludono i deputati leghisti. E torniamo a parlare ora della crisi del turismo a Venezia. L'acqua alta del 12 novembre continua a fare danni. Un'ecatombe, un crollo delle presenze senza precedenti per una città che respira grazie al turismo. Gli alberghi dal 12 novembre sono vuoti e continueranno ad esserlo. Preoccupati per la situazione drammatica del turismo a Venezia, perché purtroppo i nostri alberghi sono vuoti, disdette a raffica a novembre e blocco delle prenotazioni sia per Capodanno e Carnevale, che erano due periodi di alta stagione per noi. Uno scherzo di carnevale di cattivo gusto, non resta che rimboccarsi le maniche, dice Scarpa, per continuare a far sapere al mondo intero che Venezia è perfettamente agibile e visitabile. Gli albergatori veneziani chiederanno ai loro ospiti solidarietà alla città, con l'aggiunta sul conto del soggiorno di €1 per Venezia. Questo euro verrà versato euro totalmente volontario, verrà versato nel conto del Comune di Venezia, appositamente dedicato a chi ha sofferto danni da questa altissima marea. Viene da chiedersi se presto o tardi gli alberghi presenteranno il conto per il crollo delle presenze da Mose non finito. Chiederemo soltanto che il Mose venga finito in tempi rapidi e che funzioni, perché se non dovesse funzionare allora a questo punto veramente il conto lo presenteremo in quel momento, ecco. E a proposito dell'acqua alta del 12 novembre scorso, la Regione Veneto ha deciso di dichiarare guerra ai leoni da tastiera che hanno postato messaggi di odio contro i suoi abitanti ed incarica l'Avvocatura Generale Regionale di scovare tutte le frasi incriminate per avviare azioni giudiziarie contro i responsabili. L'obiettivo è quello di far valutare agli avvocati regionali quali azioni legali intraprendere nei confronti di chi ha attaccato gli abitanti veneziani e veneti, a partire da quelli postati in rete nei giorni delle acque alte. Se voi veneti continuate a votare Lega anche dopo la catastrofe di Venezia, allora meritate una cosa sola: affogate uno dei tanti post, lasciamoli morire annegati, vogliono l'autonomia e allora se la cavino da soli. A far capire che la Regione non intendeva dare spazio agli odiatori seriali era stato lo stesso governatore Zaia. Al primo punto stampa subito dopo l'acqua granda, li denunciamo, aveva preannunciato, spiegando
coniugando il concetto in un post su Facebook. A tutto c'è un limite, questi leoni da tastiera che augurano la morte ai veneti, aveva scritto Zaia, li portiamo in tribunale. Ancora cronaca dal veneziano, incidente mortale nella notte a Ceggia, a perdere la vita un 43enne di San Donato. Erano le 22 circa quando un 43enne a bordo della sua auto è uscito di strada schiantandosi contro un platano e finendo nel fossato a lato. A Ceggia, in località Pradi Levada. Per l'uomo residente a San Donà di Piave, dove viveva con la fidanzata, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto in cui l'auto, una Golf, si è completamente deformata. Sul posto, infatti, i vigili del fuoco sono arrivati da San Donà di Piave con tanto di cesoie per estrarre il 43enne. I carabinieri e il personale medico del SUEM 118, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Vigili del fuoco e carabinieri poi sono rimasti sul posto fino a tarda notte per cercare di capire la dinamica dell'incidente. Non è escluso che a far perdere aderenza al veicolo possa essere stata la velocità elevata o l'asfalto gelato a causa dell'improvviso abbassarsi delle temperature. La circolazione lungo la strada è rimasta bloccata a lungo. 2 persone sono finite in carcere per una violenta rapina ai danni di una giovane avvenuta a Mestre un mese fa. I carabinieri hanno arrestato in pieno centro a Mestre per rapina, lesioni aggravate e porto abusivo d'armi un 40enne di origini padovane senza fissa dimora e con precedenti di polizia ed un 47enne cubano. L'accusa è di aver aggredito una ragazza a calci e schiaffi a metà novembre in via Felisati nel tentativo di rapinarla. I due avevano anche estratto un coltello con cui le avevano procurato un profondo segno che le rimane tuttora sul volto. Gli aggressori sono stati individuati con ragionevole certezza, sostengono i carabinieri, al termine di un'approfondita indagine. Definiti 2 sbandati che gravitano generalmente nella zona del quartiere Piave, sono stati rinchiusi in carcere a Venezia. Ricordate la razzia di strumenti musicali al reparto pediatria dell'ospedale Cafoncello di Treviso? Ebbene, oggi un regalo speciale per dimenticare quella brutta vicenda. Non è tanto per il valore in sé quanto per l'aspetto, diciamo, di principio, insomma, perché toglierci gli strumenti per poter aiutare i bambini, insomma, lo ritengo una cosa abbastanza vile. Purtroppo è successo che questo materiale non è più ritornato e quindi così in qualche modo abbiamo dovuto denunciare l'accaduto. Le parole di Franco Dell'Anna dell'associazione La Musica di Angela avevano indignato tutti. Succede quando dei ladri arrivano a far sparire gli strumenti musicali del progetto di musicoterapia per bambini ricoverati nella pediatria dell'ospedale Cafoncello. Una rabbia che ha però attivato in queste settimane una vera e propria catena di solidarietà. Tra le iniziative quelle dei piccoli del centro infanzia Re Sole di Marcon, che insieme ad altri amici, tra cui la forte partecipazione di S Music, storico negozio di strumenti musicali di Montebelluna, hanno raccolto vari strumenti musicali nuovi. Stamane la consegna direttamente al reparto pediatrico a Franco e Barbara Dell'Anna. Non possiamo fare altro che ringraziare per questa splendida donazione e quindi diciamo che questo fatto negativo in qualche modo ci ha portato tanto affetto e tanta solidarietà da parte di chi crede nel nostro progetto e quindi appunto renderci soddisfazione. Something to concentrate on. Linea alla regia ora per un breve break pubblicitario, a tra poco. Ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Siamo ora alla politica. Ieri sera a Padova, assemblea regionale delle liste civiche che in vista delle elezioni del 2020 sostengono il progetto politico chiamato Il Veneto che vogliamo, per il momento ancora senza un candidato presidente. Prima il programma condiviso e controfirmato dalla base, poi per il candidato a presidente della regione si vedrà. Anche se il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni sembra essere l'uomo che potrebbe andare bene alle diverse anime di un Veneto che chiede di voltare pagina dopo 25 anni. È il mondo delle liste civiche che guardano a sinistra e a centrosinistra e che sta lavorando a informare i sostenitori sul programma con l'idea di condividere dal basso un progetto politico chiamato Il Veneto che vogliamo.
Punti principali: la tutela di ambiente e territorio, il trasporto pubblico, il lavoro, la lotta alle mafie in Veneto, la sanità pubblica. Un trasporto pubblico, una mobilità che porti le persone che stanno in provincia a essere più facilmente muovibili verso la città e non solo con l'auto privata, quindi un investimento forte sul trasporto pubblico locale e sulle connessioni anche tra paesi che stanno fuori nella provincia. Vogliamo un territorio vicentino che presti attenzione a delle problematiche che sono state colpevolmente trascurate negli ultimi anni. Pensiamo al tema ambientale, ai PFAS, alla costruzione della pedemontana, a tutti i problemi che sta comportando, e pensiamo soprattutto alla tematica della sanità pubblica sia nel Basso Vicentino e soprattutto all'ospedale di Sant'Orso. Crediamo che questa tematica sia stata colpevolmente sviluppata dalla Regione e dobbiamo tornare a occuparci di una sanità pubblica, a difenderla, a fare in modo che i servizi per i cittadini tornino a essere importanti e tornino a essere soprattutto efficienti. Siamo una delle province dove partono più giovani, la maggior parte sono qualificati e purtroppo non vi fanno più ritorno, dove c'è una disparità salariale e dei salari molto bassi nonostante il tasso di occupazione è molto alto, e dove c'è un grossissimo problema legato appunto alle diseguaglianze sociali e anche al tema della casa. Meno business fine a se stesso e più servizi essenziali ai cittadini, il tutto dentro un contesto paesaggistico, naturale e monumentale da tutelare e valorizzare. Si lavorerà ancora al progetto, ma come ha suggerito da navigato politico Marco Carrai, dopo Natale si dovrà accelerare sul nome del candidato. Il Veneto è stato troppo statico in questi anni e io credo che stia accumulando un ritardo rispetto ad altre aree del paese che invece sono state più dinamiche. E dobbiamo dare uno stimolo, dobbiamo riportare al centro le tematiche importanti per i cittadini. In arrivo nei cinema il film ispirato alla storia vera della mamma di Spresiano che, sapendo di star per morire, ha comprato alla figlioletta 18 regali per i futuri compleanni. Già uscito il trailer che racconta di un amore estremo. Cara Anna, vorrei dirti tante cose. Inizia così, come una lettera che arriva subito al cuore, il trailer di 18 regali, il film che racconta la storia vera di Elisa Girotto, mamma di Spresiano, stroncata quarantenne dal tumore al seno, che prima di andarsene ha comprato 18 doni, uno per ogni compleanno della sua bambina Anna fino alla maggiore età. Vorrei dirti com'è la vita e come va affrontata. Vorrei trasferirti il mio modo di fare e di pensare. Ha scoperto di essere malata il giorno stesso in cui la piccola è venuta alla luce, Elisa, una diagnosi che non dava speranza, e lei, invece che alla morte, ha guardato alla vita, lasciando ad Anna il segno della sua presenza. Un percorso doloroso per madre e figlia, ma anche per il marito di Elisa, Alessio Vincenzotto, come cerca di testimoniare la pellicola nelle sale dal 2 gennaio e di cui Fanpage ha pubblicato il trailer. Vorrei esserci nei momenti di difficoltà. Non si può. Il destino ha deciso così. Tutti gli anni con questa cazzata dei regali, ma perché? Ma cosa pensi che stai male solo tu? Ma te ci hai mai pensato a me? Una presenza quasi fisica, quella della mamma, attraverso i suoi doni, le sue parole, la sua sconfinata dichiarazione d'amore alla figlia. Questo è il mio ultimo regalo e spero che ti piaccia. Ora sei diventata una donna e io ti amo alla follia. La tua mamma. Vi ricordo la nostra programmazione, appuntamento con 20:10 subito dopo i telegiornali. Come abbiamo già detto appunto in apertura di TG, si parlerà della crisi del Safico, dell'incubo degli esuberi, in studio con Ferdinando Avarino, Michele Corso della CGIL del Veneto. Vi ricordo poi la nostra rubrica dedicata ai presepi che torna anche quest'anno. Potete vedere in sovraimpressione i numeri e la mail a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviare foto o video, contattateci e verremo noi da voi. Vi salutiamo dunque per questa edizione, è tutto. Io vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci.
Bentrovati al meteo. Una nuova perturbazione si avvicina al nostro territorio e nei prossimi giorni la neve potrebbe fare una veloce comparsa anche in pianura. La situazione è di giovedì 12 dicembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni meno probabili, vedete, sul veneziano, sul trevigiano e sul bellunese. Attenzione perché sui restanti settori al mattino qualche debole fiocco di neve potrebbe scendere misto alla pioggia. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime comprese invece tra 2 e 4 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo occasionali precipitazioni a carattere sparso, tempo in miglioramento in serata. Temperature minime tra -2 e 4 gradi, massime comprese invece tra 4 e 6 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo locali nevicate fino al piano in mattinata, poi anche in questo caso migliorerà anche qui. Temperature minime sotto zero, massime sui 4 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.